dove ai suoi tempi si lavorava all'ossidiana, dove c'era proprio la lavorazione dell'ossidiana, che l'ossidiana non è un nostro prodotto, però lo importavano, evidentemente ai suoi tempi portando l'ossidiana qua lo si lavorava. Ci sono diversi nuraghi che sono estesi dalle colline in campagna fino ad arrivare al mare, quindi diversi settori, diversi sistemi di controllo del territorio, perché Masaina, facendosi sul mare, zone umide, c'era la pesca, c'era l'agricoltura, era fluente sul grano, e quindi tutte queste cose erano anche oggetto di saccheggio ed invasione su chi arrivava, quindi era molto interessante tutta la parte anche archeologica. Ci stiamo lavorando. Stanno arrivando anche i frutti, come dicevo, nella nuova programmazione della Regione con il piano straordinario siamo rientrati in un finanziamento che stiamo mettendo in rete anche qui strategicamente. Abbiamo creato un sistema di unione di nuraghi, l'abbiamo chiamato, dove siamo 3 comuni per iniziare. E quindi stiamo facendo strategia con altri comuni, dove ci sono Domus Novas, San Giovanni e Masainas. Tu dirai, Domus Novas, sì, perché Domus Novas ha un'altra tipologia di identitario, San Giovanni un altro e Masainas un altro, quindi dobbiamo offrire un prodotto diverso, messo in rete, e una sinergia. Questo dovrebbe essere per anche diversi altri aspetti, quindi ci muoviamo anche cercando di integrare tutte queste ricchezze. Ecco, parlando naturalmente di archeologia, mi faceva vedere prima anche un reperto, ma questa è una copia ovviamente di un reperto archeologico ritrovato, no? molto interessante, che tra l'altro si trova all'originale nel Museo di Carbonia. Questo è un vaso globulare con i cerchi ocentrici dalla cultura di Ozieri, è stato ritrovato proprio negli stagni, quindi evidentemente a ridosso della spiaggia dove ci sono le stagne c'era un qualche villaggio e quindi questi sono i resti che sono trovati e, come dicevi tu, giustamente è stato portato a Villa Sulcisi, esposto a Carbonia, da quello che mi risultano dalle carte. E quindi anche questa è una ricchezza, quindi valorizziamo anche queste cose, quindi non trascuriamo niente, ecco, se tu hai notato cerchiamo di raccogliere, tant'è vero che appena sono diventato sindaco ho cercato di coinvolgere i cittadini, gli anziani che erano la memoria storica del paese, cercando di recuperare tutte quelle foto per creare che cosa? Qualcosa che rimane in mano, lo puoi toccare, lo puoi aprire, non sempre la tecnologia perché oggi... E quindi ha avuto un grande successo anche la raccolta di queste foto, le abbiamo messe in una raccolta narrando un po' la storia e le foto raccontano il passato. Dicevo, facciamolo vedere questo volume, tra l'altro molto bello, che mi hai gentilmente omaggiato, eccolo lì, Masainas immagini di storia, posso garantire è bellissimo. Quindi, come dicevo prima, abbiamo fatto una raccolta proprio di storia tramite le vecchie foto, passando le prime pagine ti raccontano un po' la storia, gli ho scritto, ma poi cominciano con dei bambini, e quindi cominciano dai primi e per andare avanti poi nei lavori quotidiani con la gioventù e quant'altro, sino ad arrivare poi alle scuole, calcio, tutte le attività che si facevano. Quindi c'è una storia che racconta tutto il passato del comune di Masainas. Quindi credo che sia una bella cosa, l'abbiamo donata a tutti i cittadini residenti in omaggio a una coppia, proprio per rendere quello che hanno dato, e abbiamo reso a ogni cittadino, perché è giusto che sia così, un pezzo di storia di Masainas, che è quella testimonianza che ci porteremo appresso, perché un libro rimane conservato e anche non dimenticato. Siamo in conclusione di questa bella intervista, naturalmente signor Sindaco vogliamo ringraziarla per la sua ospitalità e naturalmente per i saluti, cosa vuole dire magari ai suoi concittadini e a quei giovani che magari in questo momento sono ancora studenti oppure hanno finito gli studi, molti vanno all'università, si laureano e purtroppo magari non trovano il lavoro e devono andare fuori dall'altra parte dell'isola a cercare il lavoro. Ma io dico intanto di non scoraggiarsi, è vero che è difficile dirlo, però bisogna essere convinti veramente che si può fare, ce la possiamo fare, se veramente tutti quanti ci crediamo.